Assessore Tonizzo, tutto pronto per quanto riguarda l'incendio sul fiume Stella, in programma la sera del 5 gennaio, le ultimissime. Sì, adesso ad Aris in questi giorni c'è un grosso fermento, stiamo preparando appunto questo evento che è una manifestazione diciamo tra le più importanti e più ben riuscite, se mi permettete questo piccolo inciso. In quanto la Proloco insomma, si dedica con passione a questa manifestazione. Ormai è diversi anni che proponiamo questa formula, quindi una bella zattera in mezzo al fiume Stella posizionata davanti a Villa Savorgnan, dove appunto attraverso una serie di coreografie musicali e pirotecniche viene acceso questa magica pira. È un incendio nel vero senso della parola, quindi fiamme che illuminano poi la facciata rossa della Villa Savorgnan Otelio, e devo dire il pubblico in questi anni ha sempre risposto molto bene. Sarà il solito Carnovaccio, si inizia verso le 18:30-19, no? Sì, 18:30 iniziamo, anche quest'anno abbiamo inserito la discesa delle canoe con le fiaccole, molto suggestiva come scenografia, dopodiché c'è una sorpresa, riproponiamo ormai per i nostri amici fedelissimi che conoscono questa trasmissione, sanno che qui a Rivignano abbiamo un gruppo storico, la Corte di Giulietta, che assieme agli amici Ocio Casbrove riusciranno a creare delle coreografie di fuoco sul giardino all'italiana, e dopodiché ci sarà, chiaramente non svelo come, ma ci sarà l'accensione della pira in un modo un po' alternativo. Diverso rispetto agli anni scorsi. Ma noi ogni anno cerchiamo di mettere sempre un qualcosa di diverso, non vogliamo, siamo un po', odiamo un po' la ripetitudine delle cose, quindi cerchiamo sempre di mettere qualcosa di diverso in modo che ogni anno qualcuno vuole riscoprire questa manifestazione e capire cosa c'è di nuovo rispetto all'anno precedente. Soprattutto da sottolineare la prima da quando esiste Rivignano Teoro. Esatto, questa è la particolarità di quest'anno, che questo incendio sarà la prima manifestazione ufficiale del nuovo comune di Rivignano Teore, quindi c'è un po' di tensione in più, insomma vogliamo fare bella figura, ovviamente essendo la prima manifestazione del nuovo comune ci teniamo a lasciare un po' il segno. La squadra è collaudata, tutto pronto? La Proloco ormai è collaudata, queste manifestazioni ormai le facciamo da diversi anni, il gruppo è affiatato, c'è l'intento comunque sempre di proporre qualcosa di bello, di qualcosa che piace, di qualcosa che coinvolge la popolazione e poi soprattutto gli ospiti che vengono a visitarci. Non dimentichiamoci poi che finita la manifestazione, quindi questa piccola scenografia sul fiume Stella, per chi vuole poi la possibilità di incontrarci nella sala dell'ex asilo, dove ci sarà un momento conviviale, una piccola cena tra amici, un gioco della tombola, l'elezione della Befana dell'anno, così per concludere la serata in compagnia. Assessore Bello, il 2014 porta in dono, come si dice in questi casi, il commissariamento del comune, perché nasce ufficialmente il comune di Rivignano e Teore, dunque si dovrà andare a votare per rinnovare le cariche comunali. Da questo momento lei non è più assessore, ma però continua la sua attività di volontaria, ma soprattutto si toglie, come si dice, un grado, ma si continua a mantenere il possesso e il controllo del territorio. E rimaniamo a lavorare sul campo, assolutamente sì, assieme a tutti gli altri volontari. Continuano le attività che sono state portate avanti in questi 3 anni dalla nostra associazione, dalla nostra ONLUS, quindi i trasporti per le persone anziane, il bus navetta 2 volte alla settimana e tutte le altre attività legate alle varie manifestazioni che si svolgono durante l'anno nel nostro comune. Ecco, ci saranno belle iniziative in essere? Ma sì, anche se sarà un anno abbastanza particolare, almeno nella sua prima metà, immaginiamo che ci saranno gli stessi appuntamenti che ci sono stati in questi anni, quindi ci auguriamo che ci sia ancora il Mercatino dei Fiori, tutte le varie manifestazioni legate alla casa di riposo che abbiamo noi a Rivignano, quindi le gite con le anziane, le varie passeggiate e tutte le altre cose che insomma di solito si fanno abitualmente. Un bilancio di fine mandato? Ma direi, non sta a me a dirlo, ma direi assolutamente positivo. Per quel che riguarda le mie competenze, quindi il sociale, direi bene. Nonostante il periodo di crisi, abbiamo assolutamente mantenuto tutte le aspettative, abbiamo esaudito tutte le aspettative nelle richieste dei servizi sociali, e anche per il volontariato è un campo che abbiamo assolutamente potenziato. La strada è lunga, si può ancora seminare bene? Bisogna sempre seminare bene e sperare sempre in meglio.
Abbiamo dietro la lavagna un po' lo schema, no? Per spiegare come funziona questo sport, perché di sport parliamo, ma soprattutto uno sport che rispetto al calcio fa sviluppare la mente. Sì, è un gioco che impegna molto, bisogna essere molto concentrati su quello che si fa, bisogna avere un po' di pazienza con i bambini che noi li insegniamo, anche se qualche volta sono bambini, insomma bisogna essere molto tranquilli e bisogna insegnare, perché si comincia a insegnare le prime mosse che sono, si chiama l'italiana, poi porta fuori il cavallo e poi si va avanti con gli insegnamenti. I bambini stanno rispondendo bene? Sì, ci sono di quelli che hanno incominciato in un modo tranquillo, poi hanno dimostrato di essere all'altezza di quello che fanno. Tanto è vero che riescono a battere qualcuno del nostro corso più avanzato, sì. Senta, voi fate campionati, tornei? Sì, noi facciamo il campionato di promozione e regionale e di cui lo scorso anno siamo arrivati terzi. È una squadra arrivata in fondo. E andiamo a fare dei tornei amatoriali in giro per il Friuli, sì. Ecco, questo sport prevede, non so, tornei misti oppure viene diviso in femminile e maschile? No, giocano tutti, bambini, donne, adulti, anziani, giovani, tutti. Non ci sono ci sono delle categorie come punteggio, per esempio ci sono i maestri, i candidati maestri, prima nazionale, seconda e così via, i non classificati. Senta, quanti iscritti fanno parte del vostro club? Noi siamo in circa quasi una trentina, 27-28, tra adulti e bambini. Certo, fino adesso tutti stanno divertendo, quella cosa importante. Sì, infatti la soddisfazione nostra è che una volta i genitori dei nostri bambini battevano i bambini, adesso non ce la fanno più, ci sono i bambini che battono i genitori bene. Senta, approfittiamo delle telecamere per invitare i telespettatori della zona di Rivigliano, Teore, anche degli altri comuni, insomma, se uno vuol partecipare da voi come deve fare? Basta che venga qui al bar da Ettore, ci parla con uno di noi e comincia a giocare, non ci sono problemi o vincoli di età o di iscrizioni, insomma, sì. Senta, ma se il pedone mangia il cavallo, cosa succede? Che la partita diventa difficile per quello che ha perso il cavallo. Ha perso la foglia, ha mangiato la foglia. No, se perde il cavallo è chiaro, perde un pezzo importante che i pezzi della scacchiera hanno dei valori, per esempio la regina vale 9 punti, le torri valgono 5, il cavallo, gli alfieri 3, i pedoni vale 1. Praticamente è 3-1 lo scambio. Ci siamo, Presidente, una bella riconoscenza, ma soprattutto il primo attestato ufficiale che concorda che questo club è alla grande. Sì, è il primo attestato ufficiale che lo Scacchi Club Rivignano riceve. Siamo molto orgogliosi che ci sia dato dal nostro sindaco, insomma, è rappresentante di tutti. Cosa vuol dire giocare a scacchi da queste parti? Giocare a scacchi non vuol dire giocare, perché l'attività degli scacchi è un'attività intanto per persone brave, senza falsa modestia, e poi è un'attività impegnativa. Non è un gioco, è un'attività anche difficile se vogliamo, però coloro che sono innamorati di questa attività della mente ne ottengono notevoli risultati. Prima di tutto la capacità di ragionare, di decidere, di essere responsabili delle proprie decisioni, perché se uno decide male paga, sbaglia e paga. E poi è un'attività che accresce l'autostima, che è una cosa molto importante per tutti, a tutte le età, sia ai bambini di 6 anni sia ai bambini di 60 anni. Giocando bene uno aumenta la propria autostima e quindi di riflesso anche nel mondo del lavoro sa applicarsi. E poi ci sono tanti altri, bisognerebbe fare un discorso molto lungo. Evviva gli scacchi, evviva lo Scacchi Club di Rivignano. Grazie Andrea. Grazie come sempre per l'ascolto, alla prossima!